Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. Buon lunedì a tutti quanti e oggi parliamo di Alitalia, questa compagnia che pesa sulle spalle degli italiani ogni giorno di più, tra prestiti ponte, capitani coraggiosi e ne abbiamo tante da raccontare. Se volete quindi intervenire chiamateci, diteci la vostra opinione, è meglio che venga privatizzata, è meglio che abbia una partecipazione statale, è proprio meglio che se la compri qualcuno e che sparisca dai cieli italiani. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Silvia Covolo, deputata della Lega, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Giuseppe Traniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo. Buongiorno a tutti. E il piacere di avere in studio con noi Renzo Varagnolo, segretario della FILT CGIL presso la Regione Veneto. Benvenuto. Buongiorno agli ospiti. Che lei si occupa di trasporti, vettori e scioperi e controscioperi. Allora, cosa ne facciamo di questa Alitalia? Intanto ha una spesa pazzesca, anche questo prestito ponte per gli italiani, insomma pensate 400 milioni di euro, ma quanto ci è costata l'Italia negli ultimi tempi? Se vi dico i numeri ti viene insomma un po' da sbarellare. L'Italia ha perso negli ultimi 18 mesi 600 milioni di euro, 1,2 miliardi di euro in 5 anni, ha debiti per circa 700 milioni di euro e pensate che sulle spalle di ciascuno di noi, sulla nostra testa, sulle nostre spalle pesa tra 145 e 175 euro per settimana per ogni italiano, moltiplicato per gli oltre 60 milioni. Io vado subito da sindacalista perché poi c'è stato anche lo sciopero venerdì. E insomma abbiamo visto un po' anche di tutto su questo sciopero, i trasporti, però questa Alitalia, come la spieghiamo agli italiani? C'è chi vuole metterla in bolletta, in senso metaforico anche, ma in senso reale sulla bolletta della luce, dell'Enel. Poi c'è chi vuole invece dire no, la vendiamo ai francesi, no, se la prendono gli americani della Delta, non si capisce nulla, capiamo solo che continuiamo a dar soldi a questo che per gli italiani è sicuramente un carrozzone. Lei, che è sindacalista. Ma davanti ai numeri, come dire, non ci sarebbe discussione matematica che ci sia stata una spesa dello Stato, quindi anche dei soldi pubblici rispetto alla compagnia di bandiera cosiddetta nazionale, è un dato assodato. Il problema vero è che sono stati spesi a quanto pare non per un buon fine, perché se ci si ritrova a distanza di molti anni in una condizione come quella di adesso, è chiaro che ci sono sicuramente molte responsabilità. Mi sento di dire che parte di questi costi, oltre che essere pagata dagli italiani, sono stati pagati da molti lavoratori. L'Italia ha perso praticamente metà del suo personale, che se n'è andato, e sta comunque continuando a funzionare. Merita di essere salvata? Ovviamente, secondo noi sì. 20 milioni e oltre di passeggeri trasportati, 21 per l'esattezza. Un trend almeno sul trimestrale e sul mensile che la qualifica dal punto di vista della qualità del servizio, della puntualità come primo vettore europeo, almeno fino a qualche mese fa, adesso è il secondo, ma che chiaramente necessita di un rilancio importante e non ce la fa se non viene aiutata. Non viene aiutata, però continuano a dare soldi che sono comunque soldi degli italiani, cioè l'ultimo prestito ponte che voglio dire i toscani direbbero a babbo morto, cioè ma quando mai li rivedremo questi soldi? Ma a me mi risulta, ma insomma ci saranno anche conferme che nell'ultimo decreto fiscale questi 400 milioni che vengono chiesti sono a titolo oneroso. Che vuol dire che saranno i primi a essere pagati, continuano a essere prestiti, sono tanti prestiti, su questo non c'è dubbio che pesano sull'Italia, sul governo, sulla nostra finanza pubblica e anche sulle tasche di tutti gli italiani. Il tema è come rilanciamo l'azienda, quale piano industriale che deve partire da avere una compagine sociale assolutamente competente e anche capace di investire rispetto al rinnovo è un mercato molto complesso e difficile, altrimenti c'è il rischio che si continui a domandare soldi per tenere in piedi un carrozzone.
E allora, noi che cosa pensiamo quando pensiamo a una compagnia come Alitalia, la mitica compagnia di bandiera, pensiamo agli abiti delle hostess, abbiamo visto stilisti, pensiamo a capitani coraggiosi, no, super manager che l'hanno presa in gestione e poi sono andati con liquidazioni stratosferiche mentre la compagnia era in ginocchio. Pensiamo a forse tra i 2.500 e i 3.000 esuberi di cui si parla continuamente. Silvia Covolo, allora, questa Alitalia che fine deve fare? Perché in Europa gli altri vettori sono tutti un po' compartecipati dallo Stato, quindi non hanno tolto il Movimento 5 Stelle. L'Alitalia è nata nel 1947 come azienda pubblica e l'epoca delle privatizzazioni è nata con il governo Prodi negli anni 90, quando è stata dismessa la partecipazione sostanzialmente del Ministero dell'Economia. Abbiamo visto l'ingresso di KLM, di Air France e poi negli anni 2000 i capitani coraggiosi. Tuttavia la privatizzazione non ha portato una ventata di novità, non ha comportato un risparmio di costi e ha subito l'influenza dei grandi vettori stranieri e delle compagnie low cost, ma non è riuscita a riammodernarsi, per cui abbiamo visto il confluire di finanziamenti pubblici. Finora lo Stato mi risulta che abbia sborsato 1.300.000 euro, da ultimo con il decreto fiscale che è stato pubblicato nei giorni scorsi 400. È stato erogato un finanziamento a titolo oneroso che quindi non influisce sull'indebitamento netto di 400 milioni di euro. E io vorrei ricordare che l'Italia attualmente è in amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che non ha una finalità liquidatoria ma ha la finalità di risanare l'azienda. Il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli ha concesso termine fino al 21 di novembre al consorzio che è formato da Ferrovie dello Stato, Delta e Atlantia, che è una holding del gruppo Benetton, per formulare un'offerta vincolante appunto per il rilancio di questa compagnia, perché presentino un piano finanziario che sia sostenibile e che sia credibile. Questo è molto difficile, nel senso sarà molto difficile vedere cosa è credibile e cosa offrono. Io prendo la telefonata da casa, ma non è perché l'Italia è media, grande, ci sono compagnie molto piccole che vanno benissimo, penso a Lufthansa, trasportano più di 40-50 milioni di passeggeri, noi abbiamo 21 milioni di trasporti, ci siamo tagliati le gambe perché tutti investivano sulle tratte a lungo raggio, noi abbiamo puntato sul locale e non capisco poi Trenitalia come possa in un certo senso favorire una compagnia di bandiera quando già, penso alla città di Padova, ha tolto un treno perché probabilmente dava fastidio alla tratta Venezia-Roma. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. È da tanto tempo che mi chiedo, ma perché l'Alitalia continua ad andare in fallimento? Pronto? È tanto tempo che mi chiedo, perché l'Alitalia continua ad andare in fallimento e non si riesce mai a gestirla senza i soldi degli italiani? Vuol dire che è un'azienda che non sa gestire, secondo me. Perché se io, per esempio, che ho un lavoro, non ce la faccio, nessuno mi viene incontro, mi devo arrangiare, oppure devo andare alla banca a chiedere finanziamento. E qua perché l'Italia deve avere i soldi degli italiani e non si controlla un po' come vengono spesi questi soldi, oppure si rivede tutto l'andamento, perché altrimenti vuol dire che non sanno gestirla, vuol dire che c'è bisogno di un rinnovamento, di un cambiamento, perché altrimenti com'è che si fa? C'è ragione signora. La quarta volta che sento l'Italia non va e poi come licenziano le persone, poi le riprendono, poi cambiano e ancora non si vede che funzioni. Io non so, veramente è una cosa signora, io assurda. capisco il suo punto di vista, lei dice insomma, se svolgo bene il mio lavoro ottengo dei risultati, se non ce la faccio mi tocca andare a chiedere prestiti, mi tocca anche chiudere e nessuno mi dà una mano. Questo succede nell'Italia normale, delle aziende e delle persone. Allora, grazie per il suo punto di vista. 049 4906 054. Senta Giuseppe Terniello Gradassi, quando pensiamo ad Alitalia ci dà fastidio, ci viene il caldo perché diciamo mamma mia quanti, un po' come con la Fiat, diciamoci la verità, quanti soldi sono stati messi qui all'interno, ma alle volte ci dimentichiamo la professionalità e la capacità umana di questi lavoratori, perché sono lavoratori davvero eccezionali. Ce lo dimentichiamo perché ci dà più fastidio che costa. Ma il problema è un altro.
I lavoratori eccezionali vanno pagati perché sono dei lavoratori eccezionali, però nel corso degli anni, nel momento in cui è stata privatizzata, l'azienda deve dimostrare di avere degli operatori e un piano industriale eccezionale, perché sennò la cosa non è comprensibile. Quello che disturba fortissimamente, penso, gli italiani è che a fronte di moltissimi governi che hanno tentato il rilancio, che hanno tentato la sopravvivenza di una società, considerando comunque una compagnia di bandiera un orgoglio nazionale, un servizio strategico, cioè gli Stati hanno bisogno anche di questo. Abbiamo il dovere di mantenere una siderurgia, avremo il dovere di avere un'energia nostra, di essere autosufficienti sull'energia. Non lo eravamo, adesso con le rinnovabili probabilmente siamo di nuovo autosufficienti. Questo vale anche per il trasporto aereo, che è un orgoglio, dovrebbe essere un orgoglio, però non vediamo questa propositività, non si vede questa propositività e non si vede. Oltretutto quello che fa specie è i vari amministratori delegati che si sono succeduti, che dopo aver fatto non dei progressi ma dei fallimenti, perché il deficit è continuato ad aumentare, sono stati liquidati con milioni e milioni di euro. Lo stesso vale per le ferrovie dello Stato. È questo che è incomprensibile. Cioè è gente che viene in televisione a insegnarci come fare la spesa, come gestire la nostra economia domestica, e dopo, quando sono alla prova, dimostrano di non essere capaci, per cui su questo penso che gli italiani siano estremamente irritati. Sono stufi di una minestra che dura troppo, più che dei costi, perché è giusto, il Parlamento va mantenuto, il Presidente della Repubblica vanno mantenuti, certe manifestazioni dello Stato vanno mantenuti, certi orgogli nazionali ci devono essere, però non devono essere un orgoglio che dimostra una nequizia, non un'eccezionalità. Non deve essere una impuntatura, cioè non è che... Questo è il nostro problema. Abbiamo una Lufthansa che ha una gran parte di azionariato diffuso, abbiamo partecipazioni di carattere diverso, abbiamo gli arabi che profondono denaro e non sappiamo se siano in attivo o in passivo. Si capisce, non senso che c'è pure le idee. Però è altrettanto vero che insomma una svolta non c'è stata e non si vede in questo momento. Perché a novembre, cioè, voglio dire, dopodomani, io devo prendere la telefonata. Io odio gli sprechi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giulia, lei suoi ospiti. Buongiorno signora Giussi, ci dica tutto. Allora, io non sono per niente orgogliosa di sganciare soldi, non sono per niente orgogliosa, perché se una ditta non funziona deve chiudere. Quando tu paghi un biglietto per andare in America a 20 euro, penso proprio che sia una roba da non manager, da non so neanche io che nome darle, perché io sono stanca di mantenerle, perché non è la prima volta che va a Remengo, ed è giusto che si arrangino. Chi deve andare in America o altri paesi devono pagare il biglietto intero, no 20 euro. Ma che moda è questa di 20 euro a biglietto? Non capisco. Ma perché dobbiamo tirar fuori i soldi noi? Se non è capace, che la venda a un'altra ditta. Non vogliamo più tirare fuori i soldi per nessuno, né per il Presidente della Repubblica, neanche a quelli che hanno il coso in vita, cosa si chiama? I soldi là, non mi ricordo. Ah, parla del vitalizio? Del vitalizio, né a quelli né a nessuno. Io non sono obbligata di dare soldi a nessuno, questi sono soldi miei che me li sono guadagnati. È ora di finirla. Signora Giussi, grazie. Grazie mille. Mi piace, signora Giussi, è stata bella verace. Intanto abbiamo visto queste immagini, grazie ai colleghi sempre della regia che ci supportano. Però che bello che sono questi aerei, No, devo andare in pubblicità. Ci fanno sognare, però anche la questione dell'essere competitivi sul mercato, ma che italiano, proprio europeo, mondiale, diventa importante, ma non a discapito magari della sicurezza, perché biglietti così poco cari io mi preoccuperei sempre. No. Allora io vado in pubblicità, 049 4906 054, cosa pensate di questa l'Italia? Deve essere venduta in privato, deve ritornare ad essere una compagnia di bandiera tutta italiana o partecipata, e secondo voi troverà una soluzione a fine novembre oppure ritornerà ancora
altro. Mi sembra la Brexit questa storia un po'. Torniamo dopo la pubblicità. Parla. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 05. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Cosa pensate di Alitalia? Cosa volete che facciano questi che devono gestirla e se troveranno secondo voi un accordo entro la fine di novembre? Pensate che sia giusto che la paghiamo noi italiani, ma allora se la paghiamo noi italiani deve avere dei servizi di grande qualità. Senta, Renzo Varagnolo, gli sprechi ci danno molto fastidio, no? Perché 2 milioni, mi piace questa cosa, 2,2 milioni di euro in divise perché erano firmate da quel determinato stilista, il total look disegnato da un'altra stilista perché poi sono cambiati, che sono costati tra i 6 e i 7 milioni di euro, 220.000 capi che poi non sono stati indossati perché a un certo punto ho detto no, è démodé, ma come possiamo essere credibili e come può questa compagnia essere credibile quando poi deve chiedere prestiti ponte e non ce la fa andare avanti? Chi è che autorizza questi sprechi? Tutti questi commissari? Beh, direi che le responsabilità di chi ha governato l'azienda fino ad oggi sono fuori discussione se questi sono i risultati. Il tema è sì la divisa, sì gli sprechi all'interno dell'azienda, il tema è che c'è altrettanta sicuramente responsabilità su come non hanno investito invece nella produzione, nel trasportare più gente, nell'avere una resa e una redditività maggiore. È evidente per tutte le cose e le considerazioni corrette che hanno detto anche i telespettatori prima, durante le loro chiamate, che si fa fatica in un mercato a competere con chi costa 29 euro in alcune tratte. L'azienda non ha, il manager dell'azienda, io aggiungo di più però, con delle responsabilità politiche. Ma perché tutti quanti i vettori europei guadagnano con quei prezzi lì e l'Italia con quei biglietti così costosi non ce la fa mai? Cioè guadagnano gli altri vettori, perfino compagnie più piccole, penso Neos che è più piccola, italiana, guadagna, non è che, come fa? 1, hanno mezzi che costano meno in termini di esercizio, 2, non è detto che i lavoratori siano meno pagati o più pagati di quelli di Alitalia. Alitalia ha un costo del lavoro del 17%, che è inferiore alla stessa Lufthansa, quindi non è un problema degli stipendi dei lavoratori, ormai ridotti anche all'osso. Ed è assolutamente deplorevole che qualcuno dica che entra ad esempio nell'azionariato Lufthansa piuttosto che Delta a scapito di altri 2.000 licenziamenti. Questo è impensabile. Il problema è che serve un azionariato responsabile e che conosca il settore, che sappia fare gli investimenti giusti sulle scelte giuste. Nel trasporto regionale, nel trasporto europeo la competizione è fortissima perché è un mercato senza regole, questa è responsabilità della politica. Bisogna investire sulle aree di business nei trasporti a lunga percorrenza, per quello servono aerei. Ma secondo lei è credibile che Ferrovie dello Stato, insomma Trenitalia, Ferrovie possa essere un partner ideale per l'Italia? Farà il gioco suo? Beh, una delle scommesse del piano industriale è anche questa, saper collegare gli aeroporti in termini intermodali con le grandi reti di circolazione delle persone. È evidente che rispetto il Venezia-Roma, ce l'hanno tolto, cioè, perché il Venezia-Roma competono sulla stessa tratta le Ferrovie dello Stato e Alitalia, su questo ci dovrà essere una scelta. Ma è così, bisogna saper trasportare meglio le persone in una condizione in cui Mayer fa 29 euro nella stessa tratta, Alitalia su questo chiaramente non regge. Io sono una persona che a terra Malpensa, e mi scusi, a terra Malpensa non è che trovo il trenino, sì, a terra a Gatwick, a Stansted, penso in tanti aeroporti trovi il treno, la metropolitana sotto, ma noi abbiamo riaperto Linate, abbiamo Malpensa che non è connessa e sarebbe un aeroporto internazionale. Io devo prendere la telefonata, allora cosa vogliamo? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giancarlo da Silea. Buongiorno Giancarlo. Sì, buongiorno alle presenti e ai presenti. Sì, volevo fare una domanda soprattutto al signor sindacalista che è lì.
quando una ditta privata è in difficoltà può dare della mobilità, e allora se il lavoratore ha dai 30-40 anni è un anno di mobilità, dai 40-50 anni sono 2 anni di mobilità, dai 50 anni oltre sono 3 anni di mobilità, mentre l'Italia, che era in crisi, da quello che ho detto io, che ho sentito, ai lavoratori sono arrivati perfino a dargli 7 anni di mobilità. Se questa cosa è vera, vorrei domandare al signor Carissa se mi conferma, è un'ingiustizia ma sacrosanta, perché 7 anni di mobilità gli hanno dato quelli dell'Italia. Confermatemi se è vero o sono tutte balle. Cioè dice che hanno dato più mobilità all'Italia. Ai lavoratori dell'Italia. Grazie. Allora, grazie Giancarlo, 049 4906 054, ne risulta? Ma nel primo grande piano di ristrutturazione, quello cosiddetto dei capitani coraggiosi, hanno licenziato migliaia di lavoratori, in cambio, anche contro il sindacato, e queste migliaia di lavoratori che ovviamente avevano necessità di avere un sostegno al reddito hanno avuto come ammortizzatore sociale un periodo molto lungo, che corrisponde a quanto ha detto il telespettatore. Insomma, è stato un accordo un po'... È stato un accordo molto sofferto. Sulla pelle delle persone, però. Io penso che, come dire, i sacrifici si fanno se sono utili poi per rilanciare. Qui siamo a una farsa, perché si continua a chiedere sacrifici ai lavoratori e, diciamolo chiaro, anche alle finanze dello Stato, per un rilancio di un'azienda su cui lo stesso Stato non fa una politica industriale, perché non decide che investe sui, come dire, grandi linee, e la compagine, oltre che il management aziendale, come dire, ha delle responsabilità irresponsabili. Voglio usare questo come elemento di eufemismo. Io mi arrabbio e andrei a prendere questi soldi che mancano da chi se li è mangiati o se li è portati a casa facendo un pessimo lavoro, no? Come la pagellina, ci voleva la pagellina. Senta Triniello Gradassi, ha sentito le persone, come capiamo dalle telefonate, sono veramente arrabbiate, rimangono colpite da queste sorte di preferenze che vengono fatte per alcune compagnie piuttosto che altre. Abbiamo citato Alitalia, possiamo citare ad esempio appunto l'ex Fiat. Perché lo Stato preferisce alcune compagnie piuttosto che altre? Perché impiegano tanti dipendenti? Perché... C'è da considerare che ci sono stati gli anni del boom, e indubbiamente lo Stato ha avuto dei benefici anche di immagine mondiale dalla sua compagnia di bandiera, per l'eccezionalità che era, per l'eleganza, per il servizio che si faceva. È che dopo siamo entrati in un'altra fase in cui il mercato, anche dopo Reagan e tutto il resto, in cui il mercato comanda, insomma, e c'è chi fornisce servizi alla pari, tratte migliori alla pari e a meno soldi. Questo è il dato in fatto, per cui chi è riuscito a riorganizzarsi, chi è riuscito a ottenere i leasing migliori, chi è riuscito a gestire meglio, è in questo momento avvantaggiato e non presenta i deficit. Non è che compagnie come la TVA o altre non siano fallite, o la Panam stessa, sono fallite negli anni, ma sono fallite. Noi indubbiamente abbiamo bisogno, come Stato italiano, nei G7 e tutto il resto, di avere una compagnia che rappresenti il nostro Stato, però è anche vero che abbiamo bisogno che torni a rappresentare quell'eccellenza che rappresentava una volta, per cui si può anche accettare un minimo di deficit, ma non il deficit attuale, che poi oltretutto porta a posizioni in cui la gente si sente esasperata e se la prende principalmente con i lavoratori. Diciamo che una volta c'era veramente un privilegio, perché lavorare per Alitalia era un privilegio lavorare rispetto ad altre compagnie. Questo adesso è stato appiattito. È anche vero che per altre compagnie low cost i contratti sono assolutamente i contratti irlandesi non sono i contratti italiani. Ryanair ha fatto uno sciopero pazzesco. Per cui le garanzie che ci sono per determinati lavoratori non sono previste, insomma è la stessa concorrenza che la Cina può fare ai nostri prodotti, indubbiamente, però noi in questo caso però non abbiamo fatto prevalere quella qualità che ci avrebbe portato quel tipo di persone che avrebbero voluto viaggiare
in una determinata maniera e invece vanno con British Airways. Io dico che devo prendere la telefonata. questo Certo, qua. mi piacerebbe viaggiare, indipendentemente dal colore della compagnia di bandiera, con un pilota tranquillo, sereno, che non stia lì a fare i calcoli se l'hanno pagato giusto, l'hanno pagato meno, se lo stanno usando troppo. Mi piacerebbe viaggiare in Abbiamo avuti tranquillità. anche i nostri più lenti che sono andati per la Turkish Airlines finché erano in cassa integrazione. Insomma. Prendiamo la telefonata. Adesso Telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Pronto, buongiorno. Pronto? È lei, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamavo perché volevo, per quanto riguarda l'Alitalia, nel 2008, quando era entrata in crisi, cioè anche la nostra azienda era in crisi al pari dell'Italia. Noi, industria privata, ci siamo trovati, dopo 2 anni di cassa integrazione e di mobilità, tutti a casa. Nel frattempo, i colleghi, si può dire, o compagni dell'Alitalia, viaggiavano con 7 anni di mobilità e con l'80% dello stipendio come cassa integrazione. E erano difesi o portati avanti queste vertenze dallo stesso sindacato. Noi ci chiedevamo come operai e come cassa integrati o come licenziati privati, di aziende private, come mai succedeva questo in Italia? Come mai c'era questa differenza enorme, disparità da operai di classe A che sembrava l'Alitalia, A come l'Italia, e classe Z come la nostra, no? B o C. Tanto siete tutti lavoratori, dice, non c'è differenza. Ecco. E poi noi siamo finiti tutti a casa senza ammortizzatori sociali e l'Alitalia dopo 10-12 anni continua con questi ammortizzatori sociali pagati da noi e continua questa politica del sindacato di salvaguardarla, di portarla avanti. Ma chi sono questi dell'Alitalia? Ce lo facciamo dire. Io chiedo, allora andiamo in pubblicità perché se abbiamo i tempi stretti, giusto? Chiedo alla regia. Sì, grazie. Allora, grazie per la telefonata. Io, signor, le faccio rispondere dopo la pubblicità, perché dice siamo tutti lavoratori, siamo tutti sullo stesso piano, ma perché questi di più e questi di meno? Perché lì ci sono degli accordi per salvare altra gente, è tutto un tiro della fune e la gente ci sta tutti male. uguali perché tutti hanno dei contratti diversi. Come no? Il Movimento 5 Stelle dice uno vale uno, no? Allora, vabbè, no, glielo dico. il contratto Federgasacqua non è lo stesso quello dei pubblici e non è lo stesso 049 io dico quello che dico il Movimento 5 Stelle. 049 4906 054. Torniamo dopo la pubblicità, le diamo una risposta proprio su questo punto di vista. Torniamo dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Sapete cosa stavamo facendo durante la pubblicità breve? Cercavamo di capire chi potrebbe essere un papabile per risollevare un po' le sorti di questa Alitalia, qualcuno che sappia fare questo mestiere. Poi diamo la risposta al signore, poi vengo da lei. 049 4906 054. Allora, Silvia Covolo, la colpa di questi commissari e amministrazioni straordinarie deve ricadere sulla politica, cioè la politica chi ha scelto? Non era meglio scegliere la signora Maria di turno che forse aveva più capacità manageriale? Comprendo lo sfogo dei telespettatori rispetto a questi prestiti che sono stati erogati e ripeto 1.300.000 euro sono una somma molto consistente. L'ultima tranche di 400 milioni comunque dovrebbe essere restituita allo Stato in prededuzione non appena avverrà la cessione dei cespiti nell'ambito di questo piano di ristrutturazione. Cioè, tradotto perché a casa lo Stato ha dato 400 milioni di euro, il credito viene soddisfatto prioritariamente rispetto agli altri crediti non appena avverrà la cessione di cespiti industriali nell'ambito di questo piano di ristrutturazione che deve essere presentato. E si è voluto evitare la procedura concorsuale, quindi il fallimento, la liquidazione dell'azienda proprio per salvaguardare la posizione dei lavoratori. Mi sembra che ci siano in ballo 11.000 posti di lavoro. 11.000 posti di lavoro. E è chiaro che non deve esserci disparità di trattamento tra questi dipendenti e tutti gli altri dipendenti.
Tuttavia, se mettiamo per la strada 11.000 persone in questi tempi di crisi in cui è difficile trovare un'occupazione, anche lo Stato vorrebbe a risentirne un pilota, e deve cercare di fare di tutto per salvare questa compagnia di bandiera, rendendola però competitiva rispetto a tutte le altre compagnie, soprattutto quelle low cost. Giusto per dare dei numeri, un volo Venezia-Roma costa più di 300 euro. Mentre il costo di un biglietto col Frecciarossa in prima classe è anche di 89 euro, quindi c'è una bella differenza. Ci costa meno andare a Venezia In treno con il 70 euro vai e torni. Sì. Ci rendiamo conto. Ha dei costi esorbitanti Ma la secondo tratta lei questi Roma-Venezia. costi cosa abbiamo? Del carburante speciale? Io che ho si è fatta viaggiato un'idea? io che ho viaggiato con l'Italia non ho visto niente di speciale rispetto alle altre Non ha compagnie visto una aeree. divisa più bella, un verde più Assolutamente no, smagliante? anzi ho visto una sorta di arretratezza. Hanno perso. Vedo una mancanza di competitività, è proprio questo il surplus che dovrebbe portare il privato rispetto al pubblico. E la preoccupa l'alleanza possibile o comunque l'ingresso anche, no, penso a Delta, che non è che sia una compagnia di bandiera giovanissima e che abbia... Non la preoccupa? Cioè, in che mani la stiamo mettendo? Io porrei attenzione più che ai nomi che fanno, delle società che fanno parte di questo consorzio che dovrebbe presentare l'offerta vincolata, porrei più attenzione al piano di ristrutturazione, al piano industriale che verrà presentato. E comunque la partecipazione di Ferrovie dello Stato è indicativa di un ingresso dello Stato nell'azionariato di questa società, per cui ritornerebbe in parte del pubblico in un'ottica di nazionalizzazione, con un percorso inverso rispetto a quello che era stato fatto, come ho detto prima, negli anni 90, che era volto alla privatizzazione e quindi alla dismissione delle quote del pubblico. Ma allora non dovrebbero al privato, pagare in maniera così, speriamo, virtuale ma reale, chi non l'ha saputo amministrare? Perché se ne sono andati con una pacconata di milioni di euro questi incapaci? Quello dovrebbe essere oggetto di un'azione di responsabilità in sede civile o in sede penale, perché chi gestisce male una società, come nel caso delle banche, abbiamo visto il caso emblematico di Zonin, dovrebbe risponderne nelle sedi giudiziarie. È dentro Zonin? È dentro? No, se ha chiesto scusa mi sembrano scuse tardive e anche ridicole, francamente. Bene, avete capito quanto è difficile? I risparmiatori. Arrivano questi che non sono capaci di amministrare, messi dal governo, dal politico di turno, incapaci, non sanno gestire, peggiorano la situazione della compagnia, se ne vanno con stipendi d'oro, liquidazioni d'oro, e che cosa fanno? Gli errori, lo dico e dopo le risponde a questo signore che ha telefonato, Renzo Varagnolo. Non hanno tenuto conto di effetti dell'alta velocità che ha ridotto i passeggeri sulle rotte, diciamo, a breve raggio, no? Per esempio Roma-Milano, Venezia-Milano, Napoli-Roma. Ecco, l'assalto delle compagnie low cost, il taglio delle rotte a lungo raggio dove tutti guadagnano. L'Italia ha detto no, noi siamo belli, noi ci concentriamo su quello che sta vicino a noi. E poi i trattamenti, all'inizio comunque, cioè era vero, dei trattamenti faraonici per alcuni dipendenti. Allora, capisce che chi è andato a amministrare non è riuscito a fare questa analisi, questa sintesi? Parto dal basso. I trattamenti faraonici dei dipendenti. Allora, ecco, l'ho già detto prima, il costo del lavoro in azienda è uno tra, non voglio dire i più bassi d'Europa, è assolutamente in linea. È sicuramente da parecchi anni ed è in linea con, ad esempio, la stessa Lufthansa di parecchi punti addirittura sotto. È chiaro che non competono con situazioni, secondo me, chiaramente anche di irregolarità rispetto all'applicazione del contratto che hanno alcune compagnie low cost, su cui tra l'altro ci sono stati anche pesanti interventi dei giudici, dopo gli scioperi che ha fatto anche il sindacato in quel settore, soprattutto del personale di volo. Poi è evidente che i lavoratori fanno quello che gli dicono di fare i responsabili delle aziende, con professionalità, competenza, formazione, le condizioni di sicurezza che indubbiamente dentro questa azienda sono tra le più alte di tutti. E rispetto a questo, ogni volta che gli si dice c'è una crisi, l'azienda è indebitata, pesa sulle tasche degli italiani, i lavoratori continuano a fare quello che gli dicono i responsabili delle aziende. C'è un problema di chi organizza il lavoro. In Veneto i lavoratori dell'Italia sono 20. 15 addetti alla manutenzione degli aerei, quindi tra l'altro su un settore che fa la manutenzione non solo per l'Italia, anche per il resto delle compagnie, e sarebbero presi come centro di costo assolutamente competitivi inutili. 5 in tutto il Veneto a Venezia del personale di terra.
Parliamo di 50 voli alla settimana in Veneto, quasi tutti concentrati su Venezia. Questa è la dimensione di ciò che ci ha portato questa situazione di crisi in termini di ricadute sul lavoro, che non è solo sul lavoro dei lavoratori, ma è anche sull'economia del territorio. È un'azienda che non porta solo 21 milioni di passeggeri, fa un'economia circolare attorno al trasporto aereo, che è un po' complicato, mi sembra, far passare il messaggio ce ne possiamo fare a meno, perché vuol dire fare a meno degli aeroporti, vuol dire fare a meno di 21 milioni di persone che girano in questo paese. L'Italia ha come rotte in Italia 26 tratte. In Europa e nel mondo sono 68 e comunque sia non riesce a competere. Il mercato italiano è sicuramente saturo ed è molto competitivo con le low cost, non c'è dubbio su questo. Nel mercato europeo e nel mercato, diciamo, atlantico, sicuramente lì c'è lo spazio per fare business. Serve un padrone, lo chiamo così com'è, nuovo, amministratori nuovi e responsabili che rilancino su quello l'azienda. E soprattutto che quando arrivino non dicano 3.000 persone a casa, che sono il 30% dell'attuale forza lavoro. È inaccettabile questa cosa. Partecipazione statale, privato, cioè metà. Interessa che rilancino l'azienda, che abbiano un piano industriale, che decidano che investono sui nuovi aerei, che sono tutti mediamente vecchi, altrimenti per quello non regge il paragone con condizioni migliori che hanno altri vettori europei, che su questo hanno agito per tempo. Qui da 15 anni si fanno scelte sbagliate, dai capitani coraggiosi a Etihad a quant'altro, scelte sbagliate di management e di investimenti, e alla fine poi avete ragione, hanno ragione gli ascoltatori, chi paga questo conto? Chi lo paga questo conto? Lo pagano i lavoratori e lo pagano le continue richieste di, come dire, prestiti. Che non lo pagano mai chi ha le responsabilità vere, che poi c'è una responsabilità politica, ma è altra cosa. Che lì andiamo sotto la lente dell'Unione Europea, che già lì ci ha bacchettato. Allora prendo Giuseppe Traniello Gradassi, che l'ho visto bello attivo sul fatto del telespettatore che ha detto: la mia azienda nel 2008 è andata in crisi e ci hanno dato poco più di 2 anni di cassa integrazione, mentre a quelli di Alitalia hanno dato 7 anni di cassa integrazione, mobilità con l'80% dello stipendio. Ma chi siamo noi, lavoratori di serie A, B, C, D? Facciamo tutto l'alfabeto. Io alla guerra fra lavoratori, chi sta meglio, chi sta peggio, non la trovo né utile né intelligente, e sicuramente c'è la necessità di garantire una situazione dignitosa a tutti, per non dire che ci sono lavoratori di serie A e di serie B. È indubbio che il contratto all'Italia era un contratto, all'inizio, quando era dello Stato, un contratto da favola, è stato ridotto negli anni e rimesso in un certo senso. È anche vero che per collocare senza disordini, senza un fortissimo impatto sociale determinate professionalità o determinati lavoratori, che non è che un pilota trova da lavorare il giorno dopo o un assistente di volo trova una ricollocazione con la sua professionalità specifica immediatamente o trova una ricollocazione alla pari di quello, retribuita alla pari di quello che aveva prima, probabilmente si sono dovuti avere degli ammortizzatori sociali più importanti, ma la stessa attenzione si doveva porre nella gestione, con una forte attenzione, se lo Stato ci mette dei soldi, lo Stato doveva controllare di più. Questo è assolutamente indubbio. Dopodiché ferrovie, aerei e tutto il resto, noi dobbiamo sicuramente scommettere su un'economia green e più pulita. Di conseguenza l'alta velocità ci consente, o almeno ci indica, un'economia più verde sull'elettrico e tutto il resto. È indubbio che l'aereo è competitivo sulle tratte medio e lunghe, non sulle tratte brevi se c'è l'alta velocità, e fra poco l'alta velocità, se c'è, l'alta velocità sarà diffusa in tutta Europa, di conseguenza... Ma in Italia no, per parlare dell'Europa, ma in Italia deve arrivare. Sono già indagati le tangenti e tutto. Quello
Quello diciamo sempre, che noi ce lo non facciamo vediamo fare. quello che succede altrove, perché più o meno succede anche là, però è anche vero che un chilometro di alta velocità nostro non deve costare il doppio di quello francese, insomma, ecco, Soprattutto deve servire a ciò che serve, cioè arrivare fino all'aeroporto. No, e siamo a posto, e deve servire per andare fino all'aeroporto, anche per andare fino all'aeroporto. Le tratte a lungo raggio devono essere gestite in una determinata maniera. Adesso abbiamo anche la low cost transatlantica, insomma, per cui la concorrenza low cost non c'è solo sul medio e breve, adesso c'è anche sul lungo raggio, per cui la cosa, e non inficia, quello che stupisce è che questo non inficia né sulla sicurezza né sulla reale qualità del servizio. Di conseguenza la differenza si deve trovare e si deve però anche riuscire a trasmettere, perché diceva bene l'onorevole prima, è indubbio che volare in Alitalia in questo momento, sì, sei orgoglioso perché voli con la compagnia di bandiera, però devi trovare qualcosa di più, perché costa di più. Costa tanto, ecco, tanto di più. Allora, 049 4906 054, dite la vostra opinione, cosa pensate di questa Alitalia? Come ha detto, ma a me è piaciuto, Renzo Varagnolo, dobbiamo trovarle un padrone, con la frusta, no? Oppure è giusto, insomma, che rimanga compagnia di bandiera, come propongono alcuni esponenti del governo, ha partecipata, non partecipata, ma soprattutto mi piace questa, ho trovato una bella indicazione, 6 personaggi in cerca di vettore. Cosa hanno in comune FS, MEF, Delta, Advisor e Lufthansa? Qual è l'obiettivo di queste 6 entità? 6 personaggi in cerca di un vettore, ma perché? Prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, ci dica. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Vorrei portare che dovrebbe aver fatto lei questa notizia all'Italia, che avevano fatto le divise 2.400.000 euro e sono nel magazzino. Sì. Questi non sono soldi spesi inutilmente. Grazie, arrivederci. Grazie signora, vede che la signora Nadia da Treviso ancora ritorna sulla questione degli sprechi. 049 49 06 054, noi dobbiamo andare in pubblicità, poi Silvia Covolo cerchiamo anche di capire chi sono questi 6 personaggi in cerca di vettore, cioè, ma cosa hanno in comune questi, che cosa vogliono? Che ci declassano nel piano industriale. Esattamente, possono, perché non hanno interesse, possono andare d'accordo, ma ripeto, io sono lì che pungolo, ma FS... che interesse ha se non togliere le sue tratte, le altre tratte? Cioè, è difficile da capire. Torniamo dopo la pubblicità. 5. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 49 06 054, se volete dire la vostra su Alitalia, questa buca, peggio delle buche di Roma, vero onorevole Covolo? Dove arrivano i soldi, viene buttati dentro questi soldi, sta voragine diventa sempre più lunga, sempre più lunga. Allora, negli ultimi 40 anni sono stati dati dall'Italia più di 10 miliardi di euro, più i 400 adesso stanziati, per carità, glieli ridà subito, appena inizia un'attività super, però intanto siamo lì noi italiani che siamo qua, abbiamo sentito circa 100, diciamo, facciamo una media, 175 euro a settimana sull'esplosione italiano per Alitalia. Ma perché? Io ho letto anche che ci sono 360 milioni di euro in cassa che però non possono essere impiegati dai commissari straordinari proprio perché l'amministrazione straordinaria mira alla gestione ordinaria delle società, per cui la società non può fare investimenti, ammodernamenti e non può fare operazioni di straordinaria amministrazione. È tutto sotto il controllo del Tribunale e dei commissari che sono stati nominati anche dal Governo. E prima mi chiedevi che cosa abbiano in comune questi 6 partecipanti all'offerta. A mio avviso non hanno nulla, penso che abbiano anche difficoltà a formulare una proposta comune, tant'è che hanno chiesto una proroga al ministro Patuanelli, che dovrebbe scadere, come ho detto prima, il 21 di novembre. Io penso che l'ingresso di FS, di Ferrovie dello Stato, miri a giustificare
tutti i prestiti pubblici che sono stati erogati, perché altrimenti rischieremmo la procedura di infrazione per gli aiuti di Stato. Quindi penso che lo Stato abbia interesse ad entrare nella compagine sociale della compagnia proprio per questo motivo, e che Ferrovie dello Stato e Alitalia siano in concorrenza lo dimostra anche, come discutevamo prima durante la pubblicità, la soppressione del treno della Frecciarossa Venezia-Padova-Roma, partiva da Padova alle 6:32, mi ricordo, andava diretto a Roma ed è stato soppresso circa un anno fa perché si pone in concorrenza con il volo diretto da Venezia a Roma di Alitalia. Cioè, parliamo di un treno, voglio dire, che non si fermava, cioè faceva come un aereo, no? Andava via diretto ed era comodissimo per tutti coloro che hanno questioni lavorative. Sono a Milano su quella tratta lì, hai capito? Quindi si vede che ci sono dei giochi. Io direi che non solo i voli di Alitalia sono molto costosi, ma ci sono anche pochissimi voli durante il giorno. C'è pochissima possibilità di scegliere l'orario di partenza o di arrivo. Ma quindi secondo lei chi dovrebbe... Non è competitiva, proprio per questo non invita ad acquistare un biglietto di Alitalia, ma a preferire altri tipi di compagnie che fanno le stesse tratte. Che magari non ti danno la merendina, non ti danno lo snecchino, non ti danno questo, però almeno ti arrivano, ti portano, col biglietto lo sai, non è che morire di fame in 56 minuti, giusto, se vai da Roma. Mangi lo stesso. Esattamente, stai bene, non è che, voglio dire. Allora, mi interessa soprattutto capire Delta, Air France, KLM, Virgin Atlantic. E lo dice che facendo questo, la somma di tutti coloro che sono interessati, diventerebbe partner di secondo livello ma con ruolo marginale. Quindi cos'è l'obiettivo di farla diventare una Cenerentola? Cioè comunque all'Italia resterà una compagnia di bandiera secondaria se si arrivano questi partner? Cioè, che progetti ci sono secondo lei? Io penso che l'obiettivo debba essere quello di avere una compagnia di bandiera competitiva e al passo con tutte le altre compagnie aeree su scala europea. E vorrei ricordare anche che i prestiti, i finanziamenti che sono stati erogati dallo Stato erano volti ad un adeguamento alle normative europee in termini di trasporti, proprio perché la società era alquanto arretrata in termini di mezzi e anche in termini di adeguamento normativo. Non è al passo con i tempi e penso che l'ingresso dei privati dovrebbe favorire proprio questo, la competitività. La competitività. Un ammodernamento della società. Allora, poi io non ho capito una cosa, no? Sono dati del Corriere della Sera, caro nostro sindacalista, l'Italia spenderebbe circa 28 milioni di dollari al mese per noleggiare aerei costruiti circa 25 anni fa, ma le risulta? E sono pagati come fossero nuovi, cioè nel senso che noleggia anche aerei quando per circa 28 milioni di dollari. Ma qui ci collochiamo in quelle situazioni, che non è solo questo il caso del noleggio o del leasing o delle forme che tentano di sostituire delle necessità rispetto a dei vincoli che ci sono di bilancio. A 30 mesi della crisi di procedura, dove appunto essendo in procedura normale amministrazione, ordinaria amministrazione, non si possono certo e non avrebbero mai l'autorizzazione a indebitarsi di più comprando aerei, tutte le forme possibili del mercato anche finanziario, compreso affittare aerei, noleggi e quant'altro, sono utili pur di rimanere nel mercato. Cioè, ma quindi lascia giù i suoi aerei che sono vecchi per che tra l'altro oggettivamente rischia anche di costare di più. Questo le sto chiedendo, cioè lei lascia a terra i suoi aerei perché sono vecchi, alcuni chiaramente sono vecchi perché ce ne sono alcuni che hanno più di 40 anni, abbiamo visto, qualche aereo c'è ancora, e noleggia quelli più, come tu dici, quest'anno noleggio gli sci che vanno perché magari costano meno rispetto al fatto di noleggiarne uno che è ancora più recente. Ma quindi che situazione? Ma secondo lei è una situazione in cui c'è chiaramente la responsabilità del gruppo dirigente dell'azienda, di chi la sta gestendo, che insomma a me non risulta essere, come dire, più di tanto esperto del settore. Lei faceva una domanda corretta, il senso di questa compagine sociale che l'onorevole rispondeva prima. Credo che molti italiani siano curiosi perché è sicuramente un azionariato molto molto complicato. Su perché ci sono le ferrovie, vabbè, le ferrovie come le poste, come Fincantieri sono i grandi stakeholder nazionali, spesso il governo li usa da bancomat, delle ferrovie c'è ANAS, ferrovie, ILVA, cioè ogni tanto viene fuori qualcosa, le poste, ILVA, ogni tanto
Qualcuno si sogna dei disegni in cui utilizza aziende sane comunque anche nel giro pubblico per fare manovre di salvataggio, senza però avere un'idea di come si fa il salvataggio. Lei che è esperto, no? Che si occupa di trasporto da sempre, intanto mi spiegherà il quarto miracolo di Fatima, cioè quando mai vedremo pronta l'alta velocità in Italia, se ci sarà l'intermodale o queste cose, cioè lei lo vede, cioè partiamo... Guardi, allora, i treni ad alta velocità in Italia indubbiamente hanno fatto passi da gigante negli ultimi 15 anni, credo, sotto gli occhi di tutti, perché tutti ne parlano bene. Uno, l'alta velocità dei treni è autofinanziata commercialmente, cioè la pagano proprio i biglietti, non c'è un euro di soldo degli italiani che viene speso lì, quindi funziona. Ne serve tanta di più, ma ne serve di più dove c'è la domanda. Abbiamo un grande problema, tutto il centro-sud è servito fino a Salerno dall'alta velocità. Ma c'è anche il binario unico? Poi, da Salerno a Reggio Calabria c'è un binario unico, ma non c'è un'alta velocità, ad esempio Roma-Bari, la stanno costruendo adesso, quindi i progetti di RFI su questo, però insomma, volevo restare sul tema di Alitalia per un'altra questione. La richiesta degli ultimi 400 milioni come dire, è stata chiesta dalla Newco, insomma da FS ad Atlantia, per proprio riverificare il piano industriale, cioè capire fra Lufthansa, che è l'ultima che è apparsa nel mercato interessata a questa cosa, e Delta, chi dei due partner è più serio, perché Delta ha il 10%. A me Delta non piace, Allora, Delta ha il 10%, gli è stato chiesto di andare al 15%, Delta lavora sulle linee che gli interessano dall'Italia ed essendo socia questo era lo scopo. Non è cresciuto da quando c'è Delta una linea, come dire, con l'America che sia una. Se la tiene il monopolio Delta, posso pensare personalmente, lo dico, che Delta forse ci sta lì solo per bloccare anche lo sviluppo. Forse Lufthansa c'ha un piano industriale serio su questo, fa scelte precise anche di campo ed è giusto, visto che ci spenderanno dei soldi per fare aerei nuovi che dovranno andare su quelle rotte, che si sappia che devono essere rotte che funzionano. Allora, io devo chiudere, vi ricordo che cos'è Lufthansa oggi, è una compagnia aerea, in realtà sono compagnie aeree tedesche, austriache e svizzere che trasportano 103 milioni di passeggeri all'anno. Io devo chiudere però, senta una battuta, sta Umbria è andata... Ciao Umbria. C'è un'alternanza democratica, i cittadini hanno votato e siamo a posto. Alla Paolo non chiedo niente perché è tranquilla. Cosa vuole che le dica? Allora, vi ringrazio tutti coloro che hanno chiamato, ringrazio gli ospiti, Silvia Covo, deputato della Lega Felice e Rilassata. Grazie a voi. Grazie a Giuseppe Tenello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo. Grazie a Renzo Vanagnolo, segretario regionale della FILT CGL, pronto lì a verificare tutti i dati che ci sono. Noi torniamo domani con ore 13. Grazie, arrivederci. Grazie.